Addio ai semafori in 3 degli incroci più odiati dagli automobilisti che si confrontano quotidianamente con la famigerata viabilità di Mestre. Entro la fine del 2018 compariranno rotatorie all'intersezione tra via Milanese, via Carducci, via Piave e via Circonvallazione, ai 4 cantoni e all'ingresso di via Torre Belfredo dal quartiere San Paolo. Possono rappresentare ovviamente la svolta per una parte centrale di Mestre che, dir poco caotica, non c'era mai riuscito nessuno. Su questo vi devo dire sinceramente che ci ha creduto fortemente il sindaco Luigi Brugnaro e assieme agli uffici siamo riusciti a produrre un buon risultato. Le 2 rotatorie gemelle dei 4 cantoni e di via Piave avranno un diametro esterno di 25 metri e un disegno a fagiolo, la terza sarà invece circolare per un diametro di 27 metri. Il progetto definitivo è stato approvato durante l'ultima giunta comunale e la gara dovrebbe partire ai primi di giugno. Queste 3 rotatorie favoriranno quello che è ovviamente il flusso del traffico, ma anche quella che è la sicurezza, perché assieme a questi interventi andremo anche a collegare quelle che sono le piste ciclabili oggi esistenti, che non erano collegate, ad esempio quella del sottopasso da via Castellana, e andremo anche a completare dei tratti di pista ciclabile, recuperando ad esempio quella che è la corsia degli autobus. Secondo le simulazioni effettuate in fase di progettazione, i tempi medi di attesa scenderanno da 55 a 22 secondi per l'incrocio dei 4 cantoni, da 38 a soli 9 secondi per quello tra via Filiasi e via Torre Belfredo. Quanto al versante di via Piave, le code in via Carducci dovrebbero ridursi dagli attuali 80 metri di media a meno di 20. L'importo che è stato messo a disposizione per questo intervento è di 900.000 euro e ci auguriamo che entro il 2018 sia possibile utilizzare da parte di tutti questa nuova viabilità.